Grazie Gesù. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia. Che bello il momento della testimonianza, possiamo sentire cose belle. Guarda, intanto in mezzo a tanto dolore, grazie Signore. Amen. Alleluia. Proprio così. Gloria a Dio. Bene, adesso è arrivato il momento della parola. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Leggiamo insieme un passo in Marco, capitolo 2, dal primo verso. Sicuramente un passo che abbiamo già meditato, che abbiamo letto chissà quante volte. Questa mattina il Signore vuole parlarci di qualcosa che a volte trascuriamo. Gloria a Dio. Marco capitolo 2 dal primo verso fino al verso 12. A Dio sia la gloria. Amen. Dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico, portato da 4 uomini. E non potendolo far giungere fino a lui a causa della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia. Alcuni scribi erano seduti là e ragionavano così in cuor loro: perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia: chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori? Cos'è più agevole? Dire al paralitico i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò e, preso subito il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Amen. 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 Accomodatevi pure, gloria al nome del Signore. Che bello. Anche oggi vorrei sentir dire così: una cosa così non l'abbiamo mai vista, perché Gesù ancora oggi può meravigliarci. Gloria a Dio. Si parla di guarigione, si parla di perdono di peccati, si parla di guarigioni, miracoli che Gesù ha compiuto uno dopo l'altro. Nel Vangelo di Marco prima si parla che guarisce un lebbroso, altre guarigioni in Galilea, la suocera di Pietro viene guarita. Credo che nel mondo ci sia ancora oggi bisogno di guarigione. Ma se non dal punto di vista fisico solamente, perché ci sono tante malattie, c'è bisogno di una guarigione spirituale. Amen. Il mondo si è ammalato, è il peccato, la malattia di questo mondo, ma Dio ha mandato Gesù affinché il peccato possa essere sconfitto, non solo il peccato, ma anche le conseguenze del peccato. Amen. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo letto che dopo alcuni giorni che Gesù ha compiuto dei miracoli, andò di nuovo a Capernaum, questa città che ha visto tanti miracoli da parte di Gesù, e si seppe che Gesù era entrato in una casa, e questa notizia fece in modo che la gente mano a mano accorreva. Neanche lo spazio davanti alla porta poteva contenere la folla. Gloria al Signore. Mi piacerebbe
che ancora oggi ci fosse tanta folla fuori dalla chiesa, che il mondo pensasse in quel luogo, lì si manifesta la presenza di Dio. Alleluia, perché andavano da Gesù? Perché avevano bisogno. Alleluia, perché andavano da Gesù? Perché sentirlo parlare era qualcosa di meraviglioso. I miracoli che faceva del bene a tanta gente, ma ancora oggi Gesù vuole fare del bene a tanti. Amen, amen. Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Alleluia. Mentre era lì che egli annunciava la parola, prima di tutto Gesù non è che si presentava subito facendo i miracoli, ma prima del miracolo lui annunciava sempre la parola. La parola è prioritaria. L'uomo ha bisogno della parola di Dio. Amen. Perché l'uomo non vive di solo pane, Amen. ma anche di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Amen. E questa mattina noi abbiamo pregato. Durante il culto, prima abbiamo chiesto al Signore parlaci, vero? Amen. Alleluia, credo che il Signore ci stia parlando. E man mano che il Signore ci parla, la vita entra in noi. Amen. La vita di Cristo entra in noi, la vita eterna, la vita spirituale. Gloria al Signore. E mentre era lì che annunciava la parola, ecco che vennero a lui alcuni con un paralitico che giaceva in un lettuccio. E questo paralitico era portato da 4 uomini. Io vorrei perché per un attimo ci focalizzassimo su questi 4 uomini. Abbiamo letto Gesù, veduta la loro fede. Amen. Veduta la loro fede. Ma qual è sta fede? È la fede che innanzitutto dice all'ammalato: noi ti porteremo da Gesù, stai sereno. E già questa esprime fiducia, no? Saremo da Gesù, e quando saremo da Gesù tutto sarà possibile, Amen. persino che tu guarisca. Amen. Amen. E lo portano. Ma perché 4? Pensate, poteva essere uno solo? Ma poteva un uomo solo portare il peso di quel lettuccio? No. Forse 2 persone già veniva un po' meglio, mi sembra pesante, no? Invece erano 4. Vedete, è importante stare insieme, Amen. pregare insieme, perché da soli non possiamo fare nulla. Amen. Dio ci ha chiamati a stare insieme Amen. e portare le cause a Lui insieme. Amen. Andare in cerca non di altri credenti, no. Non dobbiamo rubare i credenti che vanno già in altre chiese. Dobbiamo cercare anime perdute, Amen. anime che hanno bisogno, anime ammalate dal peccato e non solo. E insieme portarli da Gesù. Amen. Amen. Troveremo degli ostacoli, sicuramente. Questi 4 uomini cosa avevano come ostacolo? La folla che gli stava davanti, non li faceva neanche passare. Ma non si fermarono. Ci sarà un altro modo. Alzarono lo sguardo. Ecco, l'altro modo qual è? Alza il tuo sguardo. Amen. C'è il tetto. Saliamo su nel tetto. Immaginate la fatica. Portare un'anima al Signore è faticoso a volte. Alleluia, che pietà, Signore. Però è bello portare anima a Cristo. Gloria a Dio, vedo in questi 4 tanta passione per le anime da portare a Gesù, a colui che può guarire. Amen. Amen. A colui che può salvare. Alleluia. Non si fermarono. Questa è la fede. La fede non ci fa fermare. Amen. La fede ci fa andare avanti. Anche se ci sono ostacoli, la fede ti fa superare gli ostacoli. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il tetto. Faticoso salire su.
con un ammalato e pesa un letto. 4 persone però erano, e salirono su. All'incirca Gesù sarà qua, scoperchiarono il tetto. Vedete che determinazione, questo è fede. Amen. Che determinazione. Fossimo stati noi sicuramente, no, non possiamo, c'è gente, non possiamo, fratello, mi dispiace, guarda, chissà se il Signore ti guarisce da qua, no? No, dobbiamo andare lì davanti a Gesù. Alleluia, scoperchiamo il tetto con le corde. Gesù stava parlando, forse sentirono già il rumore, si fermarono, ma non importava. Salirono, scenderono, l'ammalato è lì davanti a Gesù. E Gesù, vista la loro fede, subito interviene e dà a quell'uomo la cosa più importante, che è più della guarigione. Cos'è la cosa più importante? La salvezza, il perdono dei peccati. Gloria a Dio. Cos'è più importante? Essere guariti o avere l'anima salva? Riflettiamoci. Qual è la cosa più importante? Meglio la vita eterna, no? Amen. Gloria a Dio. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia. Vedete? Gloria. Alleluia. Prima di tutto, Alleluia. sei qui e io ti do vita eterna. Alleluia. Poi il Signore può anche guarire come ha guarito, ma succede qualcosa, come abbiamo letto, no? Gli scribi che erano lì, subito la critica verso Gesù. Ma chi è questo? Bestemmia. Come lui può perdonare i peccati? Uno solo può perdonare i peccati, vero? E noi siamo d'accordo con loro, uno solo può perdonare i peccati. È Dio che perdona i peccati. Amen. Ma Gesù è Dio. Amen. Amen. Alleluia, Gesù è Dio. In quel momento in forma fisica, come in forma da uomo, era Dio, vero uomo è vero Dio. Lui ha l'autorità. Amen. Alleluia, aveva l'autorità, ce l'ha ancora oggi, di perdonare i peccati. Alleluia, Gesù, perché egli sa tutto, è onnisciente, no? Sapeva quello che ragionavano gli scribi, per dare loro una lezione, dice: ma secondo voi cos'è più agevole, più facile? Dire i peccati sono perdonati, oppure dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Cos'è più facile? Ragioniamo? È più facile dire i tuoi peccati sono perdonati. Nessuno può vedere niente, no? È qualcosa di non esteriore, qualcosa di interiore. E nessuno può dire i tuoi peccati sono perdonati. Cosa avviene, cosa non avviene? Non si sa, per fede si crede, no? A quello che Gesù ha detto. E la cosa più difficile invece è dire: alzati, prendi il tuo lettuccio, sii guarito, torna a casa, perché quello deve avvenire. È vero? E Gesù dice: poiché sappiate che il figlio dell'uomo, parlava di sé, ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, vi dimostro che quello che è più difficile avviene così. Figuriamoci se non avviene il perdono dei peccati. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Avviene il miracolo. L'uomo si alza e va a casa sua. Tutti restarono meravigliati. Non abbiamo mai visto una cosa del genere. E vorrei che ancora oggi l'umanità si rendesse conto chi è Gesù. Alleluia. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene, torna a casa, gloria a Dio. Ma tornando a questi 4 uomini, che grande fede. Alleluia, videro un miracolo. La loro fede fu premiata, i loro sforzi furono premiati. Alleluia, la loro determinazione fu premiata. Amen. E allora vogliamo essere determinati, Amen. risoluti. Amen. Amen.
Quando ci rivolgiamo a Gesù, vogliamo credere che Egli può fare quello che noi gli chiediamo. Amen? Amen. Poi se non lo fa, fratelli e sorelle, Lui non è sottoposto a noi. È vero? Amen. Lui è, rimane il re dei re, il signore dei signori. Ma, come disse qualcuno, se tu vuoi, tu lo puoi fare. Bisogna credere che se il Signore vuole, può fare l'impossibile che noi gli chiediamo. Forse anche la guarigione dal cancro, da una malattia incurabile. Signore, tu lo puoi fare. Amen. Cosa mi manca per credere fino in fondo? La fede. Signore, dammi fede. Quanto un granello di senape. Non ti chiedo una tantissima fede, perché basta quanto un granello di senape per vedere cose grandi. Figuriamoci quando la fede è più grande di questo granello di senape. Amen? Amen. Gloria a Dio. Ma è anche importante cercare aiuto. Non fare mai da solo. Chiedi aiuto, supporto ad altri. Amen. Prega il Signore sicuramente, ma chiedi anche ad altri di pregare con te. Amen. Molto può la preghiera del giusto fatta con rendimento di grazie. Amen. Pregate gli uni per gli altri, e questo è l'insegnamento, di pregare, di stare insieme. Non ci sogniamo mai che qualcuno è convinto anche, posso stare da solo, il Signore mi ascolta, ma ci sono cose che occorre stare insieme. Amen. Oggi sono dei lettini da portare con ammalati che da solo tu non ce la fai, pesi che tu non ce la fai, hai bisogno anche dell'aiuto di qualcun altro. Amen. E anche nel cercare aiuto in altri c'è dimostrazione di aver fede. Perché è scritto nella parola: quando due si accordano sulla terra di pregare, vero? Per una cosa qualsiasi, il Padre concederà quello che è stato chiesto. Amen. Amen. Alleluia. Quindi credo che nel mondo ci siano tanti infermi, anche costretti a stare in un letto, che non hanno la forza o la capacità di alzarsi e andare da soli ai piedi di Gesù. Allora dobbiamo portarli noi ai piedi di Gesù. Amen. Sforziamoci, alleluia, e veramente facciamo la volontà di Dio. La volontà di Dio per noi è servirlo. Amen? Amen. La volontà di Dio per noi è non stare la domenica seduti in chiesa solamente. Quella è anche volontà di Dio, offrire il nostro culto a Dio, stare insieme e crescere insieme. Amen? Ma la volontà di Dio è servirlo. Dio mi ha chiamato per servirlo. Amen. E allora serviamolo. Come? Parlando di Gesù, Amen. vedendo i bisogni e proponendo Gesù come rimedio a quel bisogno. Amen. Per tutti i bisogni, Gesù Cristo ancora oggi è il rimedio. Per tutte le malattie, Gesù ancora oggi è la cura. Amen. Per tutte le domande che esistono, esistenziali, ancora oggi Gesù è la risposta. Amen. Amen. Gloria a Dio. Quindi vogliamo dire: Signore, Alleluia. perché i miei occhi possano ancora continuare a vedere le tue meraviglie. Amen. I miracoli sono meraviglie. Amen. Dio ci meraviglia con i suoi miracoli. E il tempo dei miracoli, cari nel Signore, non è terminato, non è finito. Alleluia. Ancora oggi Gesù fa miracoli. Quindi non disperiamo nelle difficoltà. Amen. Amen. Ma impariamo a pregare. Amen. Chiediamo aiuto in preghiera. Amen. Fratello, sorelle, chiesa, pastore, Alleluia. aiutiamoci, aiutatemi. Preghiamo il Signore per questo, per quest'altro. Ho bisogno di preghiera. Amen. La Chiesa si unisce, prega. Amen. E insieme riusciamo a salire sul tetto. Amen. Alleluia. Insieme, per la determinazione di uno che incoraggia l'altro e l'altro che incoraggia quell'altro più debole. E insieme
Scoperchiamo il tetto Alleluia. e mettiamo il problema lì, Che bella. davanti a Gesù. Grazie. Amen. Amen. Alleluia. Grazie. Vogliamo adesso pregare il Signore insieme? Grazie. Insieme, gloria a Dio. Alleluia. Chiniamo il nostro capo. Gloria a Dio. Grazie, Signore, grazie. Gloria, gloria a te, Signore.